Jacopo Berti negli impianti dell'Elite Ambiente di Grisignano di Zocco per riuscire a raccogliere le esigenze pratiche di chi lavora in un settore per noi strategico che è l'economia circolare e il recupero dei rifiuti, appunto per portare a Roma queste problematiche concrete e riuscire a sbloccare quella burocrazia che invece rallenta appunto un settore strategico per il futuro che è l'economia circolare. L'obiettivo di questo incontro è sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica e la parte politica su quelle che sono le problematiche del settore nostro, anche in previsione di quelle che sono delle vere e proprie emergenze sul settore rifiuti. Noi abbiamo delle idee, delle proposte, devono essere veicolate chiaramente con le persone più opportune per cercare poi di arrivare a delle soluzioni concrete in tema di recupero di risorse dai rifiuti. Le soluzioni che possono essere individuate dalle imprese che operano nell'ambito della trasformazione, dei rifiuti o comunque della valorizzazione degli stessi passano attraverso la ricerca e l'innovazione. Questo aspetto è molto chiaro: ricerca e innovazione significa anche investimenti che le imprese sono disponibili a fare, investimenti che poi genereranno valore aggiunto, nuova occupazione e quindi nuova occupazione di personale qualificato che potrà dare appunto sostegno a nuovi business che nel nostro territorio si possono avviare.